Questa sera siamo in compagnia del giornalista e scrittore Sergio Tazzer per la presentazione di una nuova collana, Grado Babo. Di cosa si tratta? Si tratta di una collana che unisce la storia alla tecnologia del vino. Partiamo con questo vino che è il Marsala. Marsala è il vino di Garibaldi che piaceva agli inglesi. Gli autori siamo in due, sono io, assieme a uno dei più grandi studiosi di viticoltura, il trevigiano Angelo Costa Curta. Avevamo già scritto qualcosina, una specie di divertissement sulle malvasie. Ma è troppo piccolo, troppo sintetico e sarà il secondo dei numeri di questo Grado Babo. Cos'è il Grado Babo? Molti lo conoscono, è Babo von Klosterneuburg, che insegnava a Klosterneuburg alla scuola di pomologia e di viticoltura nel XIX secolo, inventò questo mostimetro che era lo strumento con cui si misurava il grado zuccherino dei mosti e con questo proprio da Babo abbiamo preso il nome per questa collana che inizia proprio con questo vino che è stato uno dei protagonisti del risorgimento italiano, da Garibaldi quando arrivò nel 1860 a Marsala, poi la costruzione, l'unità d'Italia, la Marsala che veniva portata in trincea nei barilotti nella prima guerra mondiale e poi ebbe un momento di, come si dice, di declino perché si inserirono Marsala all'uovo, Marsala alla nocciola e tutta una serie di specializzazioni, chiamiamole così, merceologiche che lo mandarono nel dimenticatoio, sostituito dal vermouth, dal Puntemesse, poi dal Select, dall'Aperol, dagli spritz. Adesso sta rientrando nuovamente all'attenzione dei consumatori. Ma la storia del Marsala è molto interessante, come interessante sarà interessante anche quella della Malvasia. Malvasia è nel segno della croce perché iniziò proprio con la Quarta Crociata, Enrico Dandolo, il sacco di Costantinopoli, la divisione dell'impero bizantino ai veneziani toccò proprio la Morea, poi che con Malvasia e tutto il resto, ma di questo ne parleremo quando uscirà il prossimo libro. Professor Angelo Costa Curta, il vino ha sempre accompagnato la storia dell'uomo, fin dalle sue origini, e questa sera verrà celebrato anche grazie alla conoscenza di questa nuova collana. Sì, è che come ha detto il dottor Tazzer che mi ha preceduto, c'è sempre stato un intreccio molto stretto fra la storia delle genti e la storia dei vini, fino dai primordi delle civiltà, soprattutto nel bacino mediterraneo. Ecco, noi abbiamo voluto appunto con questa collana, che inizierà con il Marsala, mettere in evidenza alcuni di queste storie e alcuni di questi vini. Abbiamo preso il Marsala perché un po' è legato al risorgimento, se vogliamo, italiano, un po' per cercare di rilanciare questo prodotto eccezionale che è stato un po' dimenticato, un po' squalificato anche per i motivi che sono stati elencati prima. E poi in più questa sera abbiamo voluto unirci anche alla Malvasia. E abbiamo preso due vini agli estremi, proprio uno Venezia e uno Trapani, proprio per mostrare, evidenziare quasi un legame che unisce il nord e il sud dell'Italia attraverso la storia dei vini.